Siamo con la dottoressa Franca Maino dell'Università degli Studi di Milano. Dottoressa, le piccole imprese hanno un rapporto sempre molto privilegiato, hanno sempre avuto un rapporto privilegiato con i loro dipendenti, però possono essere il punto di partenza per una riforma del welfare che questo paese sta cercando di adottare. Ma diciamo che sappiamo che le piccole e medie imprese rappresentano diciamo, l'asse portante del sistema produttivo italiano, rappresentano più del 95% delle imprese del nostro territorio. Sono state profondamente colpite dalla crisi, devono reagire e devono farlo perché i dipendenti oggi, i lavoratori, si trovano ad affrontare una serie di sfide, di problemi che 10 anni fa non costituivano una reale necessità a fronte di un welfare pubblico che era maggiormente in grado di offrire delle risposte. Oggi la crisi economica ha messo in crisi il sistema di welfare e quindi ha un senso interrogarsi sulle prospettive che si aprono attraverso quello che noi chiamiamo il secondo welfare, cioè il contributo che soggetti non pubblici possono dare a questa enorme sfida, la crisi del sistema di welfare oltre che del sistema produttivo. Allora, in tutto questo, torno a dire, le piccole e medie imprese possono giocare un ruolo significativo, importante, perché possono contribuire a mettere in campo risorse integrative rispetto a quelle che sono comunque offerte dal sistema pubblico ai loro dipendenti, in particolare nell'ambito della conciliazione vita personale e vita lavorativa, ma non solo, e possono anche offrire nuovi servizi alla persona, nuovi servizi alla famiglia e quindi far crescere da questo punto di vista il sistema produttivo, l'occupazione, la crescita. E rispetto a quello che succede nel resto d'Europa, qui in Italia come siamo messi? Ma siamo messi un po' male perché la crisi è una crisi abbastanza recente, quella del 2007 e del 2008, ma il nostro sistema di welfare scontava già una serie di snodi critici e non era negli anni 90 e anche negli anni 2000 stato in grado di riformarsi davvero. Quindi è vero che abbiamo avuto una serie di riforme, soprattutto in campo previdenziale, sanitario, insomma, però queste non hanno profondamente trasformato il nostro sistema. Quindi il sistema di welfare è arrivato impreparato, diciamo più debole diciamo, ad incontrare le problematiche emerse connesse con la crisi economica e sociale recente. Ecco perché diciamo, merita attenzione capire e guardare come questi soggetti non pubblici possono in una logica integrativa offrire delle risposte. Uno di questi ambiti, o quello che noi chiamiamo uno dei tasselli del secondo welfare, è proprio il welfare aziendale o contrattuale, che quindi mette al centro i lavoratori e si interroga su come una serie di misure possano aiutare le famiglie, i lavoratori stessi ad affrontare il tema della vulnerabilità, la crescita, il rischio di vulnerabilità. Qui siamo a un convegno del gruppo Donne Impresa, quindi di imprenditrici, che nell'artigianato coincide anche col fatto che lavorano esattamente come le loro dipendenti. E sotto l'aspetto delle imprenditrici, questo sistema si può adattare o riguarda solo gli occupati dipendenti? Ma diciamo che finora il dibattito si è ampiamente sviluppato mettendo al centro i lavoratori dipendenti. Certamente deve e può riguardare anche gli imprenditori e in questo caso le imprenditrici donne. Soprattutto in questi ultimi anni il tema centrale è stato proprio quello della conciliazione vita personale e vita lavorativa, quindi diciamo un rischio e un tema che riguarda tanto i dipendenti quanto gli imprenditori stessi, anche non solo donne ma anche uomini. Si può fare molto. Diciamo che da questo punto di vista il nostro sistema di welfare è di per sé poco attrezzato, perché nel tempo, come dire, ha favorito una forte frammentazione e un'incapacità di rispondere attraverso servizi, ma il nostro è un welfare che si è fortemente diciamo, innestato e sviluppato attraverso prestazioni monetarie. Quindi oggi la sfida grande è quella di mettere in campo servizi in natura per tutti, che quindi diciamo, siano promossi dalle imprenditrici ma che possano essere fruiti dalle imprenditrici stesse.